Scatman's World. Siamo su Fly Simulator X, siamo a Melbourne, tappa di oggi, Melbourne-Sydney, tappa australiana con il nostro Airbus A321 della Qantas Airlines. E niente, siamo qua, l'aeroporto di Melbourne della Horrocks, è un aeroporto fatto veramente bene, però un po' più pesantino rispetto ad altri. E invece l'aeroporto di Sydney è il Fly Tampa comandiera, ok. Vabbè, aperto tutto perché non mi ricordo più un cazzo, fino a un po' che non simuliamo con Fly, siamo un po' in pausa da Fly, e così magari però grazie, con la ringrazio. Sono le 14:40 ore Sydney, sì, ora locale di Melbourne, ore Sydney, il cum è abbastanza andato, ufficiale. Qua abbiamo un Qantas, ok, benissimo, load fuel, load shit, return, doors. Andiamo di doors. E ok ragazzi, siamo pronti. Abbiamo completato le operazioni preliminari, che non sono cose porno perché voi siete dei porcelloni, pensate solo a quello. Ok, caricamento carburante, passeggeri e valigie. Eccoci qua ragazzi, siamo all'aeroporto di Melbourne, eccolo qua, in tutto il suo splendore. C'è molto traffico con la quale città, lo skyline di Melbourne in lontananza. Se vediamo anche l'Albert Park, eccoci qua. Veramente c'è tanto traffico, anche Fly Emirates, abbiamo veramente di tutto. Thai, vabbè, Qantas chiaramente, che sono quasi solo Qantas. Ok, stiamo caricando per bene il tutto e la cosa mi gasa molto. Oh, stanno arrivando anche i bagagli, perfetto. Speriamo di fare un buon volo ragazzi, ho voglia di fare un atterraggio grandioso qui in terra australiana, la terra dei canguri. Intanto non sta arrivando nessun aereo, e non sta neanche partendo nessun aereo. Traffico molto fermo, infatti non c'è movimento, tutti fermi sono, ok. Eccoci qua. Stanno caricando il tutto. Questa livrea particolare, non ho trovato la livrea classica, ho messo questa e fanculizzatevi. Ok, il caricamento è in corso, perfetto. Buono ragazzi, allora abbiamo fatto le prime operazioni, le prime checklist, andiamo a impostare la nostra rotta. Allora, inizio, ora abbiamo YMML, YMML, ICAO di Melbourne, ICAO di Sydney, Y, SS, Y, veramente sono molta fantasia. Ok, perfetto, buono. Un buon QM7 come il volo, il nostro QM7 ormai è famoso, 45 cost index, e l'FL ce lo spariamo a 220. Se troviamo la F, che non la trovo mai la F, chissà perché. 220, la F di figa, poi non possiamo non trovarla. Ok, qua abbiamo, vabbè, insomma, c'è qualcuno che rompe i coglioni, con qualcuno che è arrivato probabilmente. Vabbè, scusate ragazzi, un attimo di panico. Allora, YMML, perfetto. Abbiamo Dosel, il mitico Dosel. Ok, del nostro Ebony. Ora, quanti doppio? Arran. Nonup. Dopo il buon Nonup c'è Kulin. Ecco qua, un po' gay, un po' di gayismo in Australia. Kulin. Taral. Abbiamo qui Tarallucci. Vari Tarallucci.
Stai zitto. E rivet. Un Singapore qua abbiamo. Singapore. Sta partendo. Ok, togliamo la discontinuità. E si gode. Perfetto. Dopo partiamo, vediamo. Partiamo runway 34. Ok. Departure 34. Ok, perfetto. Init 2. Qua ci spariamo un bel 8.8 che non fa mai male. 8.8. Ok. E su perf abbiamo un 2 trattino up 0.8. 0.8 lo metti nel fly. Ok, perfetto anche questo. Tutto straregolare. Ok, operazioni di inserimento completate. Adesso tra un po' ci sarà anche lo schermo che con la rotta. Buono. Qua possiamo chiudere le porte. Facciamo instant load. Ok, return doors. Chiudiamo. Vai, chiudiamo tutto. Cargo front e cargo. Ok, molto bene. Captain, the cabin is Ottimo. secure. All passengers are aboard. Ecco, intanto ragazzi, eccolo qua lo schermo che dopo l'accensione direi più tutto regolare. Qua andiamo a settare anche questo. Ok, vediamo anche il terreno che non è radar meteo, ragazzi, che a sto punto non ho capito come si inserisce il radar meteo perché non è così, quindi aspetto cioè, non ho capito una mazza. Vabbè, insomma, il Cume è un po' rincoglionito con il radar meteo. Vai ragazzi, abbiamo l'autorizzazione a partire, mettiamoci nella pista 34 e comincia lo spettacolo australiano. Dai raga, pian pianino, piano Cume, piano piano. Devo cercare di allinearmi bene. Ok. Ok. Allineiamoci come, perché voglio insomma partire abbastanza dritto. Insomma, evitiamo cazzate. Ok signori, vai. Take off. Rock and roll. Man, Toga and SRS. Oh, c'è l'aereo che mi passa in mezzo, ma sta partendo anche lui, spero. Ok, fuori dalla pista. Sì, sì. Ragazzi, qua c'è. Eccolo qua. Fantastico, aspetta però. Pensiamo a noi. Checked. È partito anche quello, bene. Ok. E ci siamo. Gear up. Buono. Navigation. Perfetto. Ok ragazzi, siamo in salita per 7000, siamo in rotta perfettamente, tempo sereno, in realtà ci sono abbastanza nuvole, però io penso che sarà una rotta comunque tranquilla, senza temporali, speriamo, perché ci siamo beccati sempre. Climb to cruise level. Oh, di traffico ce n'è parecchio, comunque. Pazzesco. Buono, buono. Ok, perfetto, siamo in salita alla grandissima proprio. Abbiamo oltre che 2 aeroporti anche Orbex Australia, quindi tutta l'Australia è fatta bene. Set a cross check. Ok. Perfetto. Siamo in salita per quota 17.000. Andiamo di qua. Buono, buono. No, in realtà le nuvole sono aumentate. Sì. Dai, stiamo salendo bene. Anche la velocità si deve aumentare a 3,40.
Quindi abbiamo la quota di crociera 220, 22.000, ma più che sufficiente per una rotta di un'ora e qualcosa, che sarà magari arrotondata a 2 ore con le operazioni di terra per la decollo e l'atterraggio. Ragazzi, abbiamo raggiunto la quota crociera, siamo perfetti, 11 minuti di volo e adesso ancora 3/4 d'ora e poi arriviamo a Sydney. Sono molto soddisfatto di questo inizio, nessun intoppo per il momento, speriamo di arrivare perfettamente a Sydney con un atterraggio degno del miglior Cume. Questa è la speranza, perché è chiaro che gli imprevisti sono dietro l'angolo con il Comendone purtroppo. Comunque ci sono nuvole, sì. Niente, se non riusciamo a trovare una giornata di sereno completa, incredibile. Ragazzi, siamo scesi a 8000, ormai siamo quasi arrivati, vediamo il tramonto australiano qui vicino a Sydney. Tempo sereno per fortuna, tutto regolarissimo, siamo in volo da 50 minuti. Manca ancora un pochino, però insomma ormai la fase di discesa è... Insomma, siamo a buon punto, ragazzi. Ragazzi, sono incazzato nero, cioè non voglio non voglio buttare via comunque una registrazione di tutte le parti. Mi è andato a fanculo Fraps e non mi ha registrato, cioè mi ha registrato senza, solo con l'audio, però tutta la pagina, cioè tutto lo schermo nero, le ultime due parti del video che sono quelle più importanti dell'atterraggio. Ragazzi, io mi scuso, guarda, quando ho visto sta cosa ho detto facciamo il deboarding almeno da Sydney, non so che dire, Fioi, veramente, cioè però non voglio buttare via un video così, manca l'atterraggio purtroppo, io mi scuso ragazzi, e niente, siamo arrivati tranquilli, un volo alla fine... C'era un volo di 2 ore perché comunque ho dovuto, per riallinearmi alla pista, ci è voluto un pochino. Però niente ragazzi, veramente mi dispiace troppo, ho fatto un atterraggio perfetto. Ora sono andate anche le lucine qua a Sydney, eccole qua. Guarda che stupendo sto scenario della Fly Tampa. E niente raga, mi dispiace, un atterraggio anche pulito, perfetto. Purtroppo non posso salvare con questo aereo, quindi... Se crasha, se c'è questo problema, ce l'ho in quel posto. Quindi ecco, l'atterraggio, come comunque quello fatto a Bologna, perfetto. Purtroppo, insomma, così è andata, ragazzi. Mi scuso ancora. Le sfighe del Comendone continuano. Che bello, proprio. Raga, sotto il Comendone veneziano, prossima tappa sarà con un Air Baltic, l'ho già scelta, da Stoccolma, penso a Riga. Raga, un saluto del Comendone veneziano. Ciao! E scusate ancora.